Noi avevamo chiesto come Partito Democratico ancora 1 anno fa il commissariamento a casa di riposo di Isola della Scala, si era cercato in tutti i modi da parte del sindaco di Isola, che è anche presidente della provincia Miozzi, di nascondere, di occultare, di evitare, eccetera. Adesso viene fuori la verità. La verità è che c'è un buco o un ammanco, chiamiamolo come vuoi, di oltre 5 milioni di euro e c'è da parte del commissario una richiesta di risarcimento danni nei confronti dell'ex direttore, dell'ex consiglio di amministrazione, del revisore del conto di 7 milioni e mezzo circa di euro di danni. Una casa di riposo che andrebbe bene grazie al sacrificio dei dipendenti che hanno rinunciato a tutto e che continuano a lavorare nonostante tutto, grazie agli ospiti e alle famiglie di ospiti che portano tanta pazienza. Il commissario ha previsto che ci vorranno 20 anni, se tutto va bene, per risanare questa casa di riposo. Ci vuole un intervento importante della regione che se non c'era il Partito Democratico non sarebbe mai intervenuta, che si era rifiutata di intervenire all'inizio, una cosa abbastanza vergognosa. Oggi vengono fuori tutte le verità, ma non è ancora sufficiente da parte nostra, perché ci sono ancora nella relazione del commissario ancora tanti punti oscuri. Noi vogliamo che si evidenzi tutto, che si chiarisca tutto.